La domanda iniziale era: abbiamo sentito negli ultimi anni molti lavori sono stati fatti in Italia riguardo alle piste ciclabili, ma la ciclabile adriatica rimane un sogno metafisico o una realtà praticabile? Questa era la domanda che ci ha spinto all'inizio e adesso siamo in grado di dare una risposta. Io sono stracarica, mi sembra di aver portato tutto, quello che non c'è non ci servirà. Ecco, partiamo da casa per fare la ciclabile adriatica. Ecco, stiamo entrando nel centro di Udine. La ciclabile è un po' caotica, ma è anche abbastanza praticabile, dai. È segnalata male, è segnalata male. Eccoci qua davanti al castello di Udine e questo è proprio la loggia del Lionello, questo è proprio il cuore di Udine, no? Il cuore storico e il castello di Udine che adesso si vede bene. Continuiamo, ecco, nelle campagne friulane. Queste stradine a molto basso scorrimento in effetti sono proprio gradevoli. E di qua? Sì. Ginger protesta, mangerebbe volentieri un panino con la mortadella. Io ho anche una birretta. Palmanova, la fortezza napoleonica. La porta di Palmanova. Appena fuori Palmanova, questo tratto sopraelevato sopra un ruscello, c'erano le ninfe. Molto bello questo pezzo. Ginger ha detto che tutte queste antiche vestigia romane le hanno messo l'appetito. Sembra che ci siano parecchie cose che le mettono appetito a Ginger. Ciao Ginger, come va là dentro? Tutto bene? Sì? Ecco il mare. Un'altra, fiori croccante. Sta cercando di recuperare un po' di calorie che abbiamo perso oggi. E mandorla con salsa di pistacchio. Certo che qua c'è solo l'imbarazzo della scelta. Andiamo a fare il bagno? Sì, andiamo a fare il bagno. A casa però. Il bagno caldo. Bagno caldo. Anche perché domani probabilmente piove e probabilmente staremo fermi domani, era previsto. Partiamo da Grado Pineta. Il tempo è in miglioramento, speriamo che le previsioni siano giuste. E qua siamo proprio al limite di Grado, proprio dove finiscono le costruzioni. Infatti dall'altra parte abbiamo quel bel bosco di pioppi e c'è subito la laguna. È molto piacevole, si sente l'odore del mare. La spiaggia ormai è tutta preparata, ma non ci sono molti turisti.
Ritorniamo fino a Cervignano per poter aggirare la laguna. La nostra destinazione di oggi è Lignano. Adesso abbiamo un pezzo di statale e poi ci buttiamo dentro sulle strade secondarie. Bene. Sì, questo è bruttino, vabbè. Qua è incredibile, pensavo fosse la statale, invece hanno già fatto la ciclabile. Bravi, bravi. Bene, vediamo quanto dura. Qua siamo sulla statale, ma hanno fatto questo minimo di, per ora, dopo vediamo, questa minima carreggiata segnata. Siamo a Tor Viscosa, il vecchio polo chimico della Snia Viscosa. Io devo stare così, se no le borse non passano. Sì, sì. Il sottopasso della ferrovia non è studiato per le bici con borse, tantomeno con il rimorchio. Ecco, passata la ferrovia a Tor Viscosa, a parte la vecchia fabbrica dismessa, è anche parecchio verde, no? Siamo usciti da Tor Viscosa e inizia una bella strada sterrata nella campagna con le garzette che prendono il volo dai canali, coi campi di mais e con le pioppette davanti a noi. Avete creato un po' di trambusto in quella tranquilla fattoria. E qua siamo arrivati a Porto San Giorgio di Nogaro. Stiamo arrivando di traverso per questa stradina bianca, bella. Ginger dà il suo contributo. Questo siamo su un sentierino accanto a uno degli ultimi boschi planiziali originari. Non è mai stato toccato. E bello sto posto, molto verde, sono i campi da una parte e questo relitto di antico bosco che è alla mia destra. Abbiamo trovato un posto simpatico per la pausa, no? Intanto c'è la panchina, intanto c'è il prato. Abbiamo la musica. Abbiamo anche la musichetta di origine balcanica, direi. E l'uovo sodo con la maionese. Invece noi siamo qui. Vicino al bosco di Muzzana. Ginger, potresti trovare qualche tartufo qua. Che bello questo posto. Bello, no? Qua. Beo, anzi, beissimo. No, Beo, beissimo. Infatti. Dobbiamo passare di qua, no? Vai, vai. Ti devo far passare il cavallo però. Il canale, Bello qua. quello che va giù fino a Venezia, no? Magistrato delle acque litoranea veneta. Ecco, scritto là. Questo si può anche fare col kayak, col gommone, con l'houseboat, con... Anche a nuoto. a nuoto no. Ecco l'ultimo pezzo prima del campeggio. Arrivati al camping village Pino Mare. Siamo i primi di maggio e per fortuna insomma non c'è problema a trovare spazio. Infatti volevo dire, io ho detto che bello quando siamo entrati, ma secondo me che bello perché non c'è nessuno, c'era pieno di...
C'erano torme di bambini urlanti, ululanti che si correvano dietro giocando agli indiani e ai cowboy. Avrei detto Ieri abbiamo fatto il tappone, 80 chilometri. 82. 82. Oggi invece giornata più leggera, andiamo fino a Bibbione, ma dopo ci guardiamo a Bibbione che hanno fatto tanti lavori a Bibbione, piste ciclabili e tanto cresce, io sono 1000 anni che non vado, andiamo a dare un'occhiata a Bibbione, questa località balneare. Questa era la vecchia strada di Lignano Riviera che costeggiava il primo pezzo del tagliamento vicino alla foce che una volta si faceva in macchina e adesso hanno avuto la bella idea di fare un'area pedonale per le bici e qua siamo vicino proprio alla foce del tagliamento che rimane subito di là. Qua continua la litoranea veneta, no? Sì, sì. Bello sto viale coi pini, bello. Bibbione. Sì, noi non abbiamo valutato questa cosa, ma adesso per passare il tagliamento si può anche usare la barca invece di fare al ponte. Noi stanotte eravamo il campeggio che è giusto dall'altra parte, per cui era forse interessante valutare anche questa possibilità. Marina 1 credo che sia quella là. Le foci del tagliamento. Bello. Ecco, siamo a Bibbione, una gradevolissima sorpresa perché c'è una ciclabile sul lungomare veramente spettacolare. Il piano regolatore evidentemente prevedeva di non costruire entro una certa misura dalla spiaggia. Devo dire che oggi, per quel poco che stiamo vedendo, è veramente una presentazione molto buona. Guardate la profondità della spiaggia. Ecco come passa il tempo una cagnolina in ferie. A dire la verità più o meno come lo passa a casa, ma... Eccoci. Cin cin. Tramonto sulla laguna di Bibbione. Beh, è bello questo posto. Bello. Stiamo uscendo da Bibbione, sempre su bella ciclabile. Tra 7 chilometri c'è la... Questa è l'idrovia veneta, no? Ah, che bello, lungo il canale che poi siamo dall'altro lato della laguna, no? Dai che sennò la scena risulta troppo lunga. Un pezzo sull'argine. Sì, ma bisogna stare concentratissimi qua, cioè se finisci giù sia da una parte che dall'altra. Un pezzo sull'argine vicino alla tana del Cigno. Non ti eri accorto? Sì, ho sentito che soffiava. Si vedono le uova perché deve avere su quel pezzo rialzato lì. Quel pezzo rialzato lì, sì. Ecco, tra la campagna e la laguna, sugli argini, stradine. Bello, comincia a scaldare il sole. Abbiamo fatto poca roba. Insomma, quanti?
33? Ah sì, no, Vabbè, tantissimo. però tra quell'argine che dovevi stare lì, che altrimenti o andavi in braccio al cigno o finivi nel campo del Signore, nessuno dei due era Insomma, proprio giusto. Sì. a sindacale, che è il nome del paese, abbiamo trovato il minimo sindacale per fare una sosticina, panchina e tavolino. E le panchine in Veneto le hanno tolte perché vanno i migranti e allora le hanno tolte. Trovare una panchina è una cosa molto difficile in Veneto. A ora di pranzo, dopo il picnic, giusto, stiamo all'ombra. Dopo sindacale siamo in un pezzo molto wilderness. Si chiama Bosco delle Lame. Guarda quanti pennacchi. Dai, pianino. Ti ricordi che le nostre mamme diventavano matti per queste robe qua? Nel vaso. Avevamo la casa piena di ste robe secche. Scendiamo lungo il Livenza, ormai a Caorle non manca molto. Ehi, prendi la ciclabile. Stiamo passando Caorle sull'anello esterno. Pezzo di ciclabile dopo Santa Margherita. Ecco, le ciclabili dovrebbero tutte essere costruite così. E poi, a parte l'illuminazione, ma tra fare un'opera fatta bene e un'opera fatta male, poi io non so poi quant'è la differenza di costi. Ecco, Caorle, campeggio Altanea, il green camping. Torniamo in media perché questo costa 15 euro e i cani sono ben accetti e non ci sono bambini. Campeggio da Vecchiotti, insomma, campeggio da Vecchiotti. Tutto questo discorso per dire campeggio da Vecchiotti. Quanti chilometri oggi? 66. Insomma, un altro 60. Se venivamo a piedi lungo la spiaggia, 15 km. Sì, ma dovevamo fare 25 nuotate, però 25 canali da attraversare a nuoto. E poi si perde tanto tempo perché c'è tutta la laguna da passare con i canali, con i ponti. Se facessero degli attraversamenti con i barchini come c'è in qualsiasi posto civile del mondo, si risparmierebbe chilometroni, pezzi di strada e sarebbe molto più bello, ma è chiedere troppo in Italia, vabbè. Eccoci qua al mattino, ripartiti da Caorle, su questa ciclabile discreta a bordo strada. Quindi qua siamo sul lungomare di Eraclea Mare, bello, selvaggio, un po' fuori dal mondo. Una sosta alla Locanda alle Porte 1632 è certamente consigliata. All'altezza del Cavallino il percorso comincia a essere veramente spettacolare.
Ecco, in questo nuovo pezzo di ciclabile sospesa, che deve essere costata uno sproposito di soldi, ma che in effetti è molto spettacolare in questa zona. Il percorso non è ancora completato, ma i lavori sono in corso. Sullo sfondo, da un'insolita prospettiva, la città di Venezia. Al chiosco rosso, perché dove ci aveva detto di andare il campeggio è chiuso, e allora siamo finiti proprio in un chiosco dove hanno la Pilsner Urquell alla spina, ma neanche a Praga ce l'hanno così fredda e così alla spina. Quel bicchiere ghiacciato ce l'ha portato. Cici. Quel bicchiere ghiacciato, mica è da tutti. Cici, guarda che cadi giù, guarda che cadi giù. Mostra cinematografica. Stiamo percorrendo il lungomare del Lido, Palazzo del Cinema. Questo è Pellestrina. Odaria Est sono dietro in volta. Non lo so. Ecco, ci siamo tirati fuori da Chioggia, dopo un po' di zone trafficate. Adesso c'è questa bella stradina. Questo è l'Adige. Siamo sulla destra Adige. E siamo diretti a Rosolina. Tra Albarella, Rosolina e Giuseppina qua non mi viene su la parola. Un sentierino prima di Rosolina. Dunque adesso andiamo a sinistra, infatti ci mandano di qua. Siamo ripartiti da Rosolina, dove abbiamo dormito in un comodo hotel a 3 stelle, visto che il campeggio era ancora chiuso. Adesso lasciamo l'Adige e giriamo, stiamo per entrare nel parco del Delta del Po. E il posto rivela subito una vera magnificenza. È una stradina bellissima. Sulla strada del Po di Levante.
Sorridente paesino di Boccasette. E di qua vai alla spiaggia di Boccasette. Dobbiamo girare a destra, avevamo visto, ma non so se è qua già. Ecco, si vede là il ponte di Porto Tolle, cos'è? Tolle, sì. Porto Tolle. Sosta con squisita cena al ristorante da Renata a Scardovari, da consigliare. Il giorno seguente facciamo il periplo della sacca di Scardovari. La cozza di Scardovari. Questo è il centro della cozza di Scardovari. Come sai che è la cozza? C'era tanto di cappello. Ah. Allora, quello là era il po' di gnocca. Sai? Hai un po' di moscerini in Guarda, viso. mi hanno tutti punto qua. Avrò 5-6 punture. E questo è il po' di goro. E questo è il po' di goro. È proprio una bella stradina anche questa. Quella passeggiata di là su quella lingua di terra arriva fino al faro. Era già chiusa anni fa, infatti non c'è nessuno neanche adesso. Ecco l'ultimo ponte e così stiamo per uscire dal parco del Delta del Po. Goro 3-6. I moscerini presi sul Delta del Po. Tu ne hai? Ma io li ho tolti anche. Ma tu li togli e devi tenere fino a stasera per far vedere. Guarda, Per far vedere, sì, hai un po' lì anche in fronte. sono tutta a punta. Perché pizzicano anche questi moscerini. Che bosco è questo? Il parco della Mesola. Anche io lì ho dovuto desistere. Diciamo che la Parigi-Dakar non sarebbe il mio giro ideale. Lo dovrei fare a piedi, un po' lungo. Chiudo qua. Sì, chiudi, se l'hanno fatta per qualche motivo ci sarà. Ecco. Avevamo già fatta sta stradina qua, eravamo già, quando siamo venuti a Ravenna. Come di solito mi ricordo niente, mi sa. Ricordo che avevamo girato, avevamo fatto il ponte. Uff. Oh, un po' d'arietta. Un po' di volano. E questo è proprio l'ultimo ramo del Po, credo. Un altro bel pezzo nel boschetto, un po' di volano. Che buona l'acqua, vedi, vedi che buona l'acqua. Però è tutto un track nel bosco, veramente saranno più di 10 chilometri. Bello, 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 con l'odore della resina, dei pini marittimi. È molto bello sto pezzo. Qua dove siamo intanto? Lido, bagno di
d'oro. Bagno d'oro. Sul lungomare del Lido delle Nazioni. Ricomincia la ciclabile lungo la spiaggia. Buongiorno. Ecco, siamo arrivati a Porto Garibaldi, all'altezza di Comacchio praticamente. E per passare il canale senza fare un giro, si può anche fare un giro, ma è molto più lungo. C'è il traghettino che è fatto bene perché si sale anche col carrello. Ciao Peppe. Ciao. Ecco, riprendiamo, dovremmo fare le valli di Comacchio. Mi hanno detto per andare a Casal Borsetti sono 10 km, io dico no, sono 50. Beh certo, se fai la Romea, e se no tocca fare il giro delle valli di Comacchio e il giro è un pochino più lungo. Sì, però è più bello, dai, vedete le valli di Comacchio. Sì, sì. Bello, dai. No, mi serve lo spray e torni. Signora, dopo il tempo delle ciaccole arriva il tempo dell'azione. Salutiamo i nostri gentili amici che guarda che panorama c'è dal mega attico del Peppe qua. Ah, che panorama. Salutiamo. Un po' offuscato, però insomma. Dovevi farla ieri sera che era più bella, c'erano anche i fenicotteri. Vabbè, no, i fenicotteri qua li abbiamo, gli uccellacci li abbiamo tutte le ore del giorno e della notte qua. Abbiamo riattraversato il canale a Porto Garibaldi e adesso la pista ciclabile fa il giro di Comacchio. Qui siamo diretti in quella direzione. Quindi abbiamo trovato i fenicotteri rosa. Rosa sbiadito. Rosa sbiadito, no, rosa sbiadito. Sempre fenicotteri Di Porto Corsini su una bella ciclabile a bordo strada ma separata dagli oleandri, con una bella pineta e profumo intenso di resina, di macchia mediterranea. Stiamo arrivando a Porto Corsini.
Manu, traghetto di Porto Corsini. Ci torniamo qua di Oriente intanto. La brezza di mare per fortuna è abbastanza fresca. Siamo in coda per mangiare un gelato. Sembra anche bello. Ci siamo cucinati oggi, Ci siamo cucinati. Non so perché ha fatto il condominio, poteva mettere la coppetta un po' più grande. Perché stai bevendo tutto quell'Aperol Spritz lì? È potente anche. Beh, insomma, non è potentissimo. Per me è potente. A me non fa né caldo né freddo. Prego, prego. La birra mia? Guarda, ovviamente per me la birra. Possiamo fare delle prime considerazioni, no? Cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto? Allora, secondo me ci è piaciuto quasi tutto. Tranne pochi pezzi, pochissimi pezzi, la ciclabile c'è, funziona. Certamente non è completata, in Italia c'è sempre questa cosa che le ciclabili sono realizzate a seconda dei comuni, un pezzo qua e un pezzo là. E quindi ci sono tanti bellissimi pezzi che non sono collegati tra di loro e si schiude, no? Andando con la bicicletta ci dà la possibilità di vedere questi posti che altrimenti non vedremmo, Ripartiamo dai Piomboni su Bella Ciclabile per l'ultima tappa. È grande il ponte per la ciclabile. Bravi, bravi. Ecco, qua siamo alla periferia di Ravenna e se bisogna dare un punteggio 5 stelle, una rete di ciclabili comoda, larga, incroci finalmente praticabili, non ti devi inventare nulla. Bravi, 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 qua siamo su un altro pianeta. Brava Ravenna, 5 stelle. Siamo usciti da Ravenna, siamo su questa bella pista, bel tratto di pista, tutti a fare il loro dovere. Attraversiamo la bellissima pineta di Classe. Scoiattolo. Ritorniamo sul lungomare e passiamo le ultime località. Ecco, tra Cervia e Cesenatico. Laggiù quel palazzone orribile, segno della totale mancanza di rispetto e non mi vengono altre parole delle persone per l'ambiente. Cesenatico. Prima non le ho fatto la foto, ma adesso le ho fatto il filmino. Che onore. Buona giornata. Ciao. Ecco, gli amministratori veneti dovrebbero prendere esempio. In Emilia Romagna ci sono questi parcheggi per le derive praticamente sulla spiaggia. Da noi non si riesce a tenere una deriva, non c'è il posto, non ci sono gli scivoli in acqua, non ci sono i canali di accesso al mare con le boette. Questa è una cosa tipica dell'Emilia Romagna, è una cosa di estrema civiltà.
bene? Non parlo più perché sono senza fiato, il culo rotto, anche perché ho rotto il cambio e riesco solo a lavorare con un rapporto molto corto, per cui sono qua che pedalo fuori giri, qua tutte le macchine entrano nella pista ciclabile. Siamo arrivati, dicevamo, ho rotto il cambio pochi chilometri prima del campeggio. Oggi più o meno è il lunedì, quindi il numero mi serve. Grazie. Grazie. E tu di cosa ti occupi? Io mi precipito, io mi tuffo. Cin cin. Difficile da spiegare, facile da capire, vorrei lo calcolo di te che 640 km arrivati a Riccione. Io ho rotto. Io ho perso. Cosa hai perso? La GoPro. Come hai fatto a perdere la GoPro? Non lo so, allora non so quando l'ho persa. È l'unica cosa che penso sia di averla persa quando mi è caduta la bici. La ciclabile adriatica rimane un sogno metafisico o una realtà praticabile? Tu che risposta dai? La seconda. Beh, è un po' proprio, sei proprio telegrafica, è un itinerario di grande respiro. Ci sono le grandi città d'arte, Venezia, Ravenna, ci sono i grandi territori naturali, il delta del Po, le valli di Comacchio, gli uccelli, il birdwatching, ci sono le pinete, c'è l'odore della resina, c'è l'odore del mare e, dulcis in fundo, si mangia anche bene. Siamo in Italia, possiamo dirlo, se c'è una cosa che non ci manca, si mangia bene, si mangia bene. Direi serve una traccia GPS. Basterebbe veramente poco ancora per farla funzionare bene. Primo tra tutti una segnaletica, però se avete la traccia GPS, torno a dire, è un problema sorpassabile. Grazie mille. Comunque, cosa stavo comunicando? No, tu hai dicevo detto. che domani mattina tu vai a prendere il bus, io e Ginger andiamo verso il centro a fare shopping. Quindi, Hai visto che ho aggrottato il sopracciglio? dovresti farlo, ti vengono le rughe. Io sono maschio, Quindi posso aggrottare le sopracciglia quanto mi pare. stavo pensando, abbiamo fatto mi pare più o meno 640 km, togli 70 di Udine Grado. Beh, sempre a chilometri Sì, no, abbiamo ma dico, fatto. no, poi ci siamo fermati 2 giorni. però Beh, poi- era brutto tempo, Sì, pioveva. non c'entra. No, Non sì, c'è- non fare no, confusione. voglio Non dire, c'entra. non è che sì. Dimmi. Togli i 70 Udine Grado, per cui sono 5,70. Non si sa perché 5,70 li abbiamo in- toglierli se li abbiamo fatti, ma vai avanti. 5,70 in una settimana per i nostri standard non sono male, solo questo volevo dire.